Il tragico crollo del ghiacciaio della Marmolada è stato causato dall'aumento delle temperature. Questo emerge dallo studio di un team internazionale di ricercatori coordinati dal professor Aldino Bondesan dell'Università di Padova. Abbiamo avuto per 2 mesi temperature che erano di oltre 3 gradi superiori alla media. Questo ha generato una grande quantità di acqua di fusione, quest'acqua è penetrata dentro il ghiacciaio e è andata a costituire una sorta di serbatoio all'interno del grande crepaccio che poi corrisponde al punto in corrispondenza del quale abbiamo avuto il crollo. Il 3 luglio dello scorso anno, alle 13:43, si sono staccate improvvisamente dal ghiacciaio della Marmolada circa 64.000 tonnellate di acqua, ghiaccio e detriti rocciosi, originando una valanga che ha travolto e ucciso 11 alpinisti, mentre altri 7 sono rimasti feriti. Il ghiacciaio della Marmolada è oggetto di studio da decenni da parte dell'Università di Padova. Oggi abbiamo più di 300 collassi all'anno che avvengono in varie parti del globo e altrove anche con effetti più catastrofici, per esempio in Canada. Le alte temperature hanno sciolto velocemente il ghiaccio infiltrato dall'acqua che ha fatto da cuscinetto con la montagna, favorendone il distacco. L'energia sismica rilasciata dall'evento è stata paragonabile a un terremoto di magnitudo pari a 0,6. Forse non è neanche pensabile eh, interdire tutte le aree di alta quota in funzione del rischio che è aumentato. Forse quello che sarebbe necessario è una maggior consapevolezza da parte degli escursionisti e sicuramente un incremento negli studi e nei monitoraggi delle aree che sono sensibili.